Amici sportivi, benvenuti, bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la nona giornata del campionato Under 15 Elite. Entrambe le squadre che si sfideranno oggi vogliono sicuramente cercare riscatto dopo un inizio stagione difficile. Le squadre che scenderanno in campo oggi sono l'ATF contro l'Aurora Mazzara. Nell'attesa che le due squadre entrino in campo, abbiamo modo di leggere gli uomini a disposizione per le due squadre. Per quanto riguarda la TF abbiamo Nuzzo Manfredi, Riggio Riccardo, Iobua Roveiro, Barone Daniele, Danna Marco, Buffa Marco, Minardi Giovanni, Arini Mattia Pio Maria, Cusimano Cristian, Scavone Francesco, Picciuca Vincenzo, Mellina Marco, Pecoraro Giuseppe, Tango Vincenzo, Raffadale Ignazio, Programma Luca, Rizzitano Umberto, Megna Giuseppe Andrea, Frisco Gabriele, Turturici Edoardo. Assistente all'arbitro Accardi Matteo, mentre allenatore è Sampino Giovanni. Per quanto riguarda invece l'Aurora Mazzara abbiamo a disposizione Iemmali Youssef, Genna Andrea Emanuele, Tumbiolo Leonardo, De Marco Samuele, Barraco Vincenzo, Mannone Vincenzo, Giacalone Daniele, Maggio Vincenzo, Giacalone Flavio, Gulotta Samuele, Bongiorno Salvatore, Genna Filippo, Schifano Alessandro, Bonomo Antonio, De Marco Alessandro, Asaro Davide, Zerilli Simone, Mondonuovo Vincenzo Pio, Incalcaterra Antonino e Scavone Federico. Assistente dell'arbitro Genna Filippo, allenatore Cristaldi Giorgio. Nel frattempo le due squadre si stanno preparando per l'ingresso in campo, condizioni atmosferiche sicuramente non le migliori quelle oggi sopra il velodromo Paolo Borsellino di Palermo, pioggia che va e viene, che sicuramente renderà non particolarmente semplice la vita di entrambe le squadre. Nel frattempo le due squadre per l'appunto si dispongono per l'ingresso in campo. Sembra che entrambe le squadre attendino l'ingresso di qualcuno prima di avviarsi per il centro e il rettangolo di gioco. Sembrerebbe finalmente tutto pronto, entrambe le squadre entrano in campo e si avvicinano al centro del rettangolo di gioco. Classico lancio della moneta che decreterà quali delle due squadre
sceglierà tra palla e campo. Saluti di rito tra le due squadre e poi a brevissimo si potrà finalmente cominciare il match. Si danno la carica ai ragazzi dell'ATF prima dell'inizio della partita. Anche la squadra ospite si dà la carica prima dell'inizio della partita. TF che si dispone dalla parte destra del campo con le maglie rosa, mentre Aurora Mazzara nella parte sinistra con le maglie bianche. Fischio d'inizio, si può cominciare la gara. Prova a partire subito l'Aurora Mazzara, provando a cogliere di sorpresa i propri avversari. Nel frattempo rimessa laterale in favore della squadra ospite. Prova a lanciare in mezzo per il compagno. Respinge subito la difesa attenta della TF che prova il lancio lungo. Spinta nuovamente dall'altro lato del campo con l'Aurora Mazzara che prova ad affondare in questi primissimi secondi di gioco sulla fascia sinistra. Altra respinta però da parte della difesa della TF che si mostra molto attenta. Perché parte subito molto aggressivamente la squadra ospite. Altra rimessa laterale, battuta in maniera imprecisa. L'arbitro decreta il cambio rimessa. Lancio lungo a cercare i compagni un po' più in profondità, attimi di scambio aereo, di possesso, poi altro tentativo subito sedato però dall'attenta difesa della TF che prova ad abbandonare la propria metà campo lottando su ogni rimpallo, prova ad avventarsi sul pallone il numero 10 Scavone, non riuscendo però a fare in tempo, quindi sarà rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Subito batte, altra rimessa laterale. Tenta di lottare sul pallone la TF, ci riesce. Scavone prova a servire il compagno in mezzo. Subito rimpallato il pallone. Va per il recupero Riggio e accompagna semplicemente il pallone in rimessa laterale. Lancio lungo a cercare i compagni in profondità. Tentativo di sorprendere le difese della TF con una serie di lanci lunghi in questi primi minuti di gioco da parte dell'Aurora Mazzara, ma nel frattempo attenzione TF che prova a costruire sulla fascia destra. Viene però dichiarato il fallo da parte del direttore di gara che invita già in questi primissimi secondi di match a mantenere la calma. Sarà punizione in favore dell'Aurora Mazzara. Battutore che probabilmente si affiderà al lancio lungo per i compagni, lo fa.
Pallone pericoloso subito, però prontamente allontanato dall'attenta difesa dell'ATF, che prova a ripartire sulla fascia destra lottando sul pallone. Tentativo di lancio lungo, recuperato il pallone, attimo di scambio di imprecisioni reciproche, tenta il lancio lungo il numero 4 dell'ATF, subito deviato. Ancora lotta di possesso a centrocampo, cade un giocatore dell'ATF, tutto regolare per il direttore di gara. Ancora altra lotta di rimpalli tra le due squadre. Riesce a servire un pallone interessante l'Aurora Mazara, pallone che però risulta troppo impreciso, viene semplicemente scortato. L'arbitro invita alla calma alcuni giocatori, sembrerebbe dalla panchina dell'ATF. Match che sin dai primissimi minuti sembra molto acceso. Tempo fallo ai danni del numero 11 Picciuca, sarà punizione per l'ATF. Sul punto di battuta il numero 6 Buffa. Si appresta alla battuta Buffa. Probabilmente cercherà il lancio lungo. Lo fa. Pallone che viene spizzato di testa da uno dei compagni verso l'area. Ancora lotta per il possesso, ma pallone che rotola in rimessa laterale. Dunque rimessa in favore dell'Aurora Mazara. Altro tentativo di lancio lungo da parte dell'ATF. Prova però a costruire l'azione dell'Aurora Mazara, approfittando dell'avanzamento di tutta l'ATF. Prova il lancio lungo verso il numero 9. Pallone ancora una volta però impreciso, rotola in rimessa laterale. Si scalda il mister dell'Aurora Mazara, ampiamente fuori dalla sua area tecnica in questo momento. Nel frattempo prova il numero 10 a lanciare il compagno, pallone che però risulta troppo impreciso, finisce facile tra le braccia dell'estremo difensore dell'Aurora Mazara. Grande nervosismo nella panchina dell'Aurora Mazara, forse il mister vorrebbe quel qualcosina in più ai suoi uomini. Nel frattempo si appresta alla battuta della rimessa laterale Genna, che cerca i compagni in zona più avanzata, altra rimessa laterale. Prova a recuperare il pallone dell'ATF, spedito nuovamente in rimessa laterale ancora una volta in favore dell'Aurora Mazara. Genna batte subito, prova a servire i compagni in mezzo, recupero importantissimo dell'ATF che tenta il lancio lungo. Nessuno degli uomini però della squadra di casa era posto in posizione avanzata. Pallone recuperato ancora una volta dall'Aurora Mazara, che prova a costruire un'interessante azione sulla fascia sinistra. Si appoggia al compagno dietro in maniera un po' imprecisa, ma ancora possesso Aurora Mazara. Altro lancio lungo sulla fascia sinistra, che viene però spedito in fallo laterale dall'ATF. Rimessa laterale battuta per l'arbitro, però in maniera non regolare. Sarà dunque cambio di rimessa. Dunque rimessa per l'ATF. Pallone che viene intercettato di testa dall'Aurora Mazara, che prova a costruire, attenta però a
la difesa dell'ATF che chiude completamente il giocatore della squadra ospite, guadagnando così una rimessa laterale che viene subito battuta a servire il numero 4 che lancia lungo, trovando però la testa del difensore del Mazzara. Lancio lungo, però viene segnalato abbastanza evidente, offside. Grande rischio però per l'ATF, nonostante però chiaramente il calciatore fosse notevolmente, visibilmente in offside. Nel tempo il numero 8 dell'ATF prova il lancio lungo, lotta di possesso, chiedono un fallo di mani i giocatori dell'Aurora Mazzara, tutto regolare per il direttore di gara. Tentato il lancio lungo sulla fascia sinistra a servire Scavone, però un po' troppo potente, finisce in rimessa dal fondo. Si affida alla battuta corta Iemmali. TF che prova a spingere notevolmente in questi ultimi minuti di gioco, pressando in maniera anche abbastanza importante gli avversari. Altro recupero per l'ATF che può ripartire. Viene però nuovamente recuperato il pallone dalla Aurora Mazzara. Scambi di possesso tra le due squadre. Tentato il lancio lungo. Ancora una volta però il pallone finisce facilmente tra i piedi dell'estremo difensore dell'Aurora Mazzara. Lancio lungo a cercare i compagni nella profondità, intercettato però abilmente di testa al numero 6 dell'ATF che corre verso il pallone e che lo accompagna sul fondo. Rimessa dal fondo per Nuzzo che si appoggia al compagno più prossimo. Prova a costruire dal basso sulla fascia destra, cambia però tutto l'ATF che però adesso si sposta sulla fascia sinistra. Errore nel passaggio però permette un recupero abbastanza pericoloso da parte dell'Aurora Mazzara, pallone che però finisce fuori la linea del campo. Sarà dunque rimessa laterale in favore dell'ATF. Subito battuta, il numero 4 prova a lanciare i compagni in avanti, intercettato però il pallone dall'Aurora Mazzara che prova in qualche modo ad allontanarlo dalla propria area, riuscendoci. Prova ad appoggiarsi sulla fascia sinistra la squadra ospite. Servito il numero 9, anche stavolta però in maniera irregolare secondo il direttore di gara. Già a quota 2 i fuorigioco finora segnalati al direttore di gara. Nel frattempo pallone nuovamente recuperato all'Aurora Mazzara. Lanciato un po' troppo lungo, finisce sulla linea di fondo. Sarà dunque rimessa per Nuzzo che si appoggia ancora una volta al compagno più prossimo. Nel frattempo 12° minuto di gara, ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Ancora un'altra rimessa laterale per la squadra ospite. Allora Mazzara che si sta mostrando molto pericolosa in questo momento. Ha un'altra grande occasione, però viene abilmente sedata la difesa dell'ATF, prova in qualche modo a ripartire. Il numero 5 scambia dietro con il compagno, pallone che finisce in zona molto pericolosa per l'Aurora Mazzara che è costretta a spedirlo in cielo.
regalare così un calcio d'angolo alla TF. Grande occasione quella di Picciuca. Che si guadagna però un importantissimo corner, il primo della gara. Chiamato allo schema. Il direttore di gara ferma un attimo tutto. Chiamato allo schema, pallone lanciato in mezzo, trova però semplicemente la testa di uno dei difensori dell'Aurora Mazzara, ma attenzione, ancora pallone in zona interessante. Tiro da fuori area, completamente però fuori misura, non trova lo specchio della porta. Sarà dunque rimessa dal fondo per la squadra ospite, che si affida al lancio lungo. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Pallone che viene spedito da una parte all'altra del campo. Gioco interrotto, direttore di gara che restituisce il pallone alla TF. Lancia lungo. Tentato un altro tiro da fuori area. Nel frattempo il mister della TF invita alla calma i suoi. Nel frattempo presta molto alto la TF. Recupera un interessantissimo pallone il numero 11 che serve il compagno, si trova però completamente circondato dai giocatori della squadra ospite, ma ancora possesso TF che opta nuovamente per il lancio lungo. Ferma tutto però il direttore di gara. Si mette a tu per tu con il numero 11 Picciuca. Scambiano due parole, non vola alcun tipo di cartellino, semplicemente avrà invitato il ragazzo alla calma. Nel frattempo batte l'Aurora Mazzara che prova a costruire sulla fascia sinistra affidandosi al lancio lungo. Spedito in rimessa laterale in favore della squadra ospite. Cade a terra il numero 4 della TF Barone. Fortunatamente non sembra nulla di grave, il ragazzo si rialza subito. Sarà punizione per la TF. Subito battuta, trova però la testa di uno dei giocatori dell'Aurora Mazzara che prova subito a ripartire. Ancora TF che prova a costruire sulla fascia destra servendo in mezzo. Tiro che però finisce facile tra le braccia dell'estremo difensore della squadra ospite che adesso prova a ripartire. Subito aggressivo il TF, continua l'arbitro da vantaggio, questa volta però è costretto a intervenire il direttore di gara. Intervento irregolare da parte del numero 4 Barone. Si alza la tensione, il nervosismo in campo da parte di entrambe le squadre. Ancora una volta richiamato alla tranquillità il numero 11 Picciuca. Sarà dunque punizione in favore dell'Aurora Mazzara.
Ancora una volta l'arbitro è costretto a invitare alla calma la panchina dell'ATF. Battuta la punizione subito a cercare la porta, pallone che però finisce facile tra le braccia di Muzzo che si affida subito al lancio lungo per i compagni. Fallo commesso dalla squadra ospite, sarà punizione per la TF. Nel frattempo quasi 20° minuto di gioco, pallone battuto alla ricerca dei compagni in aria, spizzato di testa dall'Aurora Mazzara, in realtà servendo uno dei giocatori dell'ATF che non riesce però a coordinarsi bene. Attenzione, ancora possesso TF, tenta il tiro da fuori area il numero 8 Arini, pallone che viene accompagnato dall'estremo difensore del Mazzara, un calcio d'angolo. Si dispone la TF e chiama lo schema. Pallone battuto corto, subito rispedito, un calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo del match, tutti e tre in favore della TF. Chiamato lo schema, battuto il pallone in mezzo, ancora una volta pallone in mezzo, attenzione, sicuramente interessante, arriva il gol per la TF. Finalmente il match si sblocca al minuto 20. Sullo sviluppo di un calcio d'angolo la TF finalmente riesce a portarsi in vantaggio. Riprende il match, 1-0 per la TF. Adesso sicuramente il match si alzerà di intensità notevolmente. Nel frattempo rimessa laterale in favore della TF, strada che si fa un po' più in discesa adesso per la squadra di casa, che dovrà essere in grado di gestire il vantaggio. Nel frattempo altro tentativo di incursione sulla fascia destra da parte della TF. Possesso Mazzara, cade a terra uno dei giocatori della TF, tutto regolare per il direttore di gara. Ancora possesso Mazzara, il numero 8 che prova a farsi strada servendo il numero 9, ferma tutto il direttore di gara, ancora una volta posizione di offside. Recupera il pallone la TF, palla che rotola in rimessa laterale.
Tenta il lancio il numero 4 verso i compagni in zona avanzata. La lotta di possesso, prova l'ennesimo lancio lungo l'Aurora Mazzara, recuperata ancora una volta dall'ATF. Punta l'uomo Cusimano. Batte la rimessa da 3 Iobua. Però si schianta sulla testa di uno dei giocatori dell'Aurora Mazzara. Lotta di possesso tra le due squadre. Cade a terra il numero 4 dell'ATF. Per il direttore di gara è tutto regolare. Nel frattempo altra azione interessante per l'ATF, che però finisce facile tra le braccia di Yemmali. Recupero importantissimo dell'ATF, che prova a costruire l'azione. Pallone però viene prontamente recuperato dall'Aurora Mazzara. Grande occasione, ci mette però una pezza la difesa dell'ATF. Quasi 25esimo minuto di gioco, circa poco più di 10 minuti al termine della prima metà di gara. 1-0 per ora il risultato al velodromo Paolo Borsellino, con l'ATF che sblocca sullo sviluppo di un calcio d'angolo il match. Nel frattempo Cusimano prova a servire Scavone, calibrando però male il passaggio, pallone che viene ceduto in rimessa laterale all'Aurora Mazzara. Lotta a centrocampo per il possesso, alla meglio l'Aurora Mazzara, che prova ad affidarsi alle retrovie per costruire l'azione sulla fascia destra. Altro lancio lungo per l'Aurora Mazzara, che sta mostrando grande affidamento verso i lanci lunghi, tentando di cogliere di sorpresa la difesa dell'ATF, che finora però si è mostrata molto attenta. Nel frattempo però punizione in favore della squadra ospite. Due gli uomini in barriera per l'ATF. La punizione, che però si va a schiantare sulla traversa, grande rischio per l'ATF. L'arbitro però ferma tutto per un fallo in aria in favore dell'ATF, però grandissimo rischio. L'Aurora Mazzara ha avuto una grande occasione per riportare il match in parità. Tempo battuta la punizione in favore dell'ATF, squadra ospite che sta mostrando il meglio di sé, sta cercando di usare tutte le forze per cercare di almeno andare nello spogliatoio con il match riportato sulla parità. L'ATF però fino ad ora si è mostrata molto attenta, soprattutto in fase difensiva, neutralizzando ogni singolo tentativo da parte della squadra ospite. Attenzione, grande occasione per l'Aurora Mazzara, che si trova con il numero 5 a tu per tu con il portiere. Vengono in soccorso però una serie di maglie rosa, tiro da fuori area facilissimo però per Muzzo, che afferra con sicurezza il pallone, si affida al lancio lungo. Lotta sul pallone il numero 10 Scavone. Nonostante questo sarà rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara.
Altro lancio lungo, altra buona lettura da parte della difesa dell'ATF, questa volta da parte del numero 6 Buffa. Tempo ancora un altro recupero da parte dell'ATF che può provare a ripartire, però troppe le maglie bianche. Ciò non toglie il fatto che il numero 9 dell'ATF stia continuando a lottare sul pallone. Ennesimo lancio lungo da parte del Mazzara, costringe l'ATF a fare le cose un po' più di fretta, forse con un po' troppa fretta, regalando una rimessa laterale in favore della squadra ospite. Allontana il pallone ATF. Ancora un altro tentativo di ripartenza da parte di Cusimano. Sarà un'altra rimessa laterale in favore dell'ATF che prova a ripartire sulla fascia sinistra. Pallone che però viene calibrato con un po' troppa potenza e che quindi finisce facile di nuovo tra i piedi dell'Aurora Mazzara, che ha solo 5 minuti a sua disposizione per provare a riportare il match in parità in questa prima frazione di gara. Tempo Buffa accompagna il pallone e si prende tutto il tempo del mondo per recuperarlo. Gioca un po' con il cronometro l'ATF, come è comprensibile anche. Lancio lungo per l'ATF. Lotta sul pallone il numero 11, che viene fermato in maniera abbastanza vigorosa da parte del difensore dell'Aurora Mazzara. Grande occasione per Picciuca. Il direttore di gara non sembra però finora intenzionato ad uscire cartellino, solo un richiamo verbale, nonostante sia stata anche abbastanza vigorosa la trattenuta e l'occasione fosse senza dubbio interessante per l'ATF per raddoppiare. Fatto sta che finora sembrerebbe soltanto un richiamo verbale quello del direttore di gara, ma una punizione in una zona molto interessante, quella per l'ATF. Discutono moltissimo i giocatori dell'Aurora Mazzara, tutti attorno all'arbitro. Tempo si pone sul punto di battuta il numero 9 Cusimano. Si dispone anche la barriera, 4 uomini in barriera per l'Aurora Mazzara. Potrebbe certamente optare direttamente per il tiro, il numero 9 lo fa, pallone che però finisce troppo centrale, facile in 2 tempi per Iermali. Nel frattempo 32esimo minuto di gioco qui al velodromo Paolo Borsellino, 1-0 il risultato in favore dell'ATF. Altro tentativo di ripartenza da parte dell'Aurora Mazzara sulla fascia sinistra. Lotta Buffa, cerca di chiudere la traiettoria. Tempo pallone spedito ancora una volta in rimessa laterale. Batte subito la rimessa laterale la squadra ospite. Ancora una volta rimessa laterale per l'Aurora Mazzara. Cambio rimessa per l'arbitro, in maniera irregolare. La TF chiaramente non ha alcun tipo di fretta. Nel frattempo
Altro recupero da parte dell'Aurora Mazzara, nella zona pericolosa del campo. Si mostra però molto attenta la difesa dell'ATF. Ancora possesso Aurora Mazzara, che però è costretto a indietreggiare. Tentato un lancio lungo, che però finisce facilmente tra le braccia di Nuzzo, che prende tutto il tempo a disposizione e poi si affida al lancio lungo per i compagni in zona avanzata. Staremo a vedere adesso quanto saranno i minuti di recupero, se deciderà di darli il direttore di gara. Il giocatore dell'ATF a terra, dolorante, però tutto regolare per il direttore di gara. Si rialza, però fortunatamente nulla di grave. Ancora lotta di possesso, ferma tutto il direttore di gara. Fallo commesso da Cusimano, punizione per l'Aurora Mazzara. Nel frattempo ci si avvicina ormai al 35esimo minuto di gioco, che decreterà la fine dei tempi regolamentari, dei minuti regolamentari del primo tempo. 2 minuti di recupero, dice l'arbitro. Giocherà dunque fino al 37esimo minuto. Punizione battuta dall'Aurora Mazzara, che cerca ancora una volta il lancio lungo, intercettata abilmente dal numero 3 Iobua. Altro lancio lungo dell'ATF a cercare Cusimano, intercettato stavolta in acrobazia dall'Aurora Mazzara, che prova a ripartire. Alta rimessa laterale, punizione, si scaldano notevolmente gli animi tra le due squadre. Quindi di discussione, il direttore di gara resta lì per cercare di mantenere la calma, però già dai primi minuti di gioco si era visto che il clima sembrava abbastanza teso, e man mano che il match continua la tensione sembra aumentare. Nel frattempo punizione in favore dell'Aurora Mazzara. Stanno per finire 2 minuti di recupero dati dall'arbitro. Dà il via il direttore di gara, si batte il calcio di punizione che viene tentato di allontanare all'ATF in qualche modo, un attimo di confusione in aria, pallone che però finisce in calcio d'angolo, rimane però a terra Nuzzo, potrebbe avere subito un colpo del parapiglia in aria appena successo. Sembra però rialzarsi, nulla di grave fortunatamente. Nel frattempo calcio d'angolo, probabilmente dopo questo calcio di punizione si chiuderà la prima metà di gara. Chiamato lo schema, tutto il pallone in mezzo, tentativo di spizzarla in porta, non riuscito. Duplice fischio da parte del direttore di gara, si chiude sull'1-0 il primo tempo di TF Aurora Mazzara. TF che si porta in avanti grazie allo sviluppo di un calcio d'angolo. Adesso sicuramente le due squadre dovranno da una parte darsi la carica per mantenere il vantaggio e dall'altra invece cercare di mettercela tutta per quantomeno riportare il match in parità.
Licata ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha il Licata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti, un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non hanno potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanni nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battono della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima.
terminata con l'esordio di 2-2, la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera pura mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando
forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare. Se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Quasi tutto pronto per l'inizio della seconda metà di gara del match di nona giornata del campionato Under 15 Elite tra TF ed Aurora Mazzara, che si sta giocando in questo momento al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. 1-0 attualmente il risultato in favore della TF, la sbloccata Cusimano sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Adesso chiaramente la squadra di casa non vorrà far altro che mantenere la propria posizione di vantaggio, se non addirittura allungare le distanze. Ha avuto diverse occasioni per farlo la TF nella prima metà di gara. Al contempo sicuramente l'Aurora Mazzara ce la metterà tutta per cercare di riportare il match quantomeno in parità. Nel frattempo arriva il fischio da parte del direttore di gara, inizia il secondo tempo dunque di TF Aurora Mazzara. Subito primo possesso da parte della TF, che si affida a un lancio lungo. Pallone però recuperato dall'Aurora Mazzara, che forse con un po' troppa fretta è costretta a spedire il pallone in rimessa laterale. Subito grande intensità in questi primissimi secondi di gara. Tempo rimessa laterale in favore della TF. Prova a farsi spazio il numero 4. Pallone che però viene accompagnato sul fondo. Rimessa al fondo dunque per l'Aurora Mazzara. Batte subito corto, però il direttore di gara è tutto da rifare. Prova a costruire dal basso l'Aurora Mazzara, affidandosi nuovamente a un lancio lungo intercettato da Iobua, ma ancora possesso Aurora Mazzara. Tenta la difesa del TF di sedare i tentativi di incursione da parte della squadra avversaria, ci riesce. Ancora altro lancio lungo, lanci lunghi su cui grande affidamento ha fatto nel primo tempo e sembra star continuando a fare nel secondo tempo la squadra ospite. Buonissime letture però finora quelle della difesa della squadra di casa, che ha concesso veramente poco. Una grande occasione però per l'Aurora Mazzara, che ha sfiorato il gol in seguito a una punizione che ha sostanzialmente quasi spaccato la traversa. Nel frattempo grande occasione da parte dell'Aurora Mazzara, però viene spedita in rimessa laterale dalla difesa della TF. Grande intensità, sembra esserci molta voglia da parte della squadra ospite del riacciuffare il pari, rimettere appunto in parità il match il prima possibile, in modo tale da gestire in maniera molto differente il resto della seconda metà di gara. Nel frattempo è costretto a uscire l'estremo difensore dell'Aurora Mazzara. Lotta di rimpalli tra le due squadre, sembra avere la meglio la TF in un primo momento, riesce però a recuperare l'Aurora Mazzara. Ancora possesso Aurora Mazzara che prova a verticalizzare.
non sembra lasciare spiragli però la difesa della TF che recupera il pallone e prova a ripartire subito sulla fascia destra, pallone però calibrato male, rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Battuta la rimessa laterale, prova a farsi strada il numero 8, riesce però a recuperare il pallone della TF, spedito all'altra metà del campo con molta tranquillità. Buffa si affida all'estremo difensore Yobua sulla fascia sinistra, prova ad avanzare, ci riesce, serve il numero 11 in maniera un po' imprecisa, viene recuperato il pallone da parte dell'Aurora Mazzara, punizione in favore della squadra ospite, intervento un po' in ritardo da parte del giocatore della TF, si scaldano gli animi, spintoni, l'arbitro è ancora una volta costretto a richiamare all'ordine i giocatori in campo, che però sembrano molto nervosi, soprattutto lato Aurora Mazzara, comprensibilmente ovviamente. Nel frattempo punizione in favore della squadra ospite, che con ogni probabilità si affiderà a un lancio lungo per cercare direttamente i compagni in aria. Arriva il via dell'arbitro, arriva il lancio lungo a cercare i compagni in aria, recupera però il pallone la TF che può provare a ripartire, altro tentativo di ripartenza disinnescato però stavolta da parte del numero 14 Mannone. Riggio alla battuta della rimessa laterale. Ancora una volta Riggio alla battuta della rimessa laterale. Spintone reclamato da parte del numero 4 della TF, Barone. L'arbitro non sembra avere segnalato alcuna irregolarità. Ennesima rimessa laterale battuta da Riggio, stavolta però l'arbitro è costretto a fischiare. Imitando all'ordine stavolta Barone, punizione in favore della TF. Sul punto di battuta sembra esserci il numero 6 Buffa. Scambiano alcune parole prima della battuta il numero 5 Danna con il numero 6 Buffa. Danna sembra avere caricato il compagno prima della battuta del calcio piazzato. Nel frattempo 2 uomini in barriera per l'Aurora Mazzara, pallone che viene lanciato in mezzo e poi spizzato di testa, però respinto da parte dell'Aurora Mazzara. Ma attenzione, pallone ancora in zona pericolosa del campo, prova la ripartenza l'Aurora Mazzara, rimette la TF il pallone in una zona pericolosa del campo, prova a farsi strada sulla corsia di destra Scavone. Nessuna irregolarità rilevata dal direttore di gara, sarà dunque una semplice rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Pressa molto alto Cusimano, che sembra avere messo l'acceleratore. Tempo, pallone interessantissimo recuperato da parte del numero 10 che prova a cercare il lancio lungo per i compagni, non riuscendoci però. Pallone recuperato in primis da parte dell'Aurora Mazzara, passaggio calibrato male, ancora una volta possesso TF che prova a costruire sulla fascia sinistra.
molto alta l'intensità del match in questa seconda metà di gara. Prova a farsi spazio l'ATF sulla corsia sinistra, sembra riuscirci, prova a seguire i compagni in mezzo, pallone che però rimane in mano all'ATF. Lotta però per il recupero e ce la fa l'Aurora Mazzara, che prova a farsi strada con il numero 4 sulla corsia sinistra. Grandissimo però il recupero di Scavone, che ci mette una grande pezza. Adesso lotta di possesso tra le due squadre a centrocampo. Arriva qualche protesta anche dagli spalti rispetto ad alcune decisioni finora prese da parte del direttore di gara. Nel frattempo continua il possesso dell'Aurora Mazzara, che prova ancora una volta a costruire sulla fascia sinistra. Ancora occasione per l'Aurora Mazzara, ancora una volta attentissima però la difesa dell'ATF. Rimane momentaneamente a terra uno dei giocatori dell'Aurora Mazzara, toccandosi un pochettino il volto, credo abbia ricevuto un colpo. Fortunatamente non sembrerebbe nulla di particolarmente grave. Gli assistenti danno un attimo una mano al ragazzo. In questo caso si tratta del numero 5, Maggio Vincenzo. E dovrà passare qualche secondo fuori dal campo, quindi momentaneamente Aurora Mazzara in 10. Rientra subito però il giocatore. Nel frattempo tutta la panchina dell'ATF in piedi a riscaldarsi. Arriverà sicuramente un numero importante di cambi a breve lato TF. Non sembra invece scaldarsi nessuno per ora dalla panchina dell'Aurora Mazzara. Nel frattempo altro lancio lungo, cerca di intercettare e allontana come può il pallone Riggio. Battuta la rimessa laterale, si appoggia alle retrovie l'Aurora Mazzara, che gli prende un po' male il passaggio, rischiando non poco. Passaggio calibrato molto male, regalata la rimessa laterale all'ATF. 47esimo minuto di gioco nel frattempo al velodromo Paolo Borsellino. Vento che inizia, come penso possiate sentire, a rinforzarsi, che sicuramente rende la vita poco facile ad entrambe le squadre in campo. Condizioni atmosferiche non le migliori, quelle di oggi, con una pioggia che va e viene ed un vento che fa altrettanto. Nel frattempo altra rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara, trattenuta abbastanza vistosa da parte di uno dei giocatori dell'ATF.
chiedo scusa, da parte di uno dei giocatori dell'Aurora Mazzara. Sarà punizione per la TF. Dà il via il direttore di gara, lancio lunghissimo a cercare i compagni in profondità e provare a sorprendere le retrovie dell'Aurora Mazzara, che però recupera il pallone, che attualmente tra i piedi del numero 10, che si appoggia al compagno, lontana in qualche modo di testa la TF, lotta di rimpalli tra le due squadre, sembrerebbe ad avere la meglio la TF, con uno dei giocatori che viene però in maniera abbastanza vistosa trattenuta, ma continua la cavalcata sulla fascia sinistra, quando il pallone non termina in rimessa laterale. Nel direttore di gara non c'è nulla di irregolare e prosegue il match tra le proteste che iniziano a crescere, però anche dal lato della TF. Sembra stare arrivando anche una sostituzione proprio per la TF. Ad entrare è il numero 13 della squadra di casa, Pecoraro Giuseppe. Si riparte da una rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Che sembra però determinata finora a continuare con l'11 titolare. Si alzano due giocatori invece dalla panchina dell'Aurora Mazzara, quindi potrebbero arrivare a breve dei cambi anche dall'altro lato del campo. Nel frattempo rimessa laterale in favore della TF, con Cusimano che prova a lottare sul pallone, guadagnandosi un prezioso calcio d'angolo, il quarto in favore della TF in questo match. Lo schema, pallone che va in mezzo e poi viene spedito un po' troppo alto, non prende lo specchio della porta, squadra di casa. Messa dal fondo, subito battuta da parte della squadra ospite, però erroraccio da parte del numero 14 Mannone, che regala un'importante rimessa laterale subito battuta dalla TF. Pallone viene tentato nel tiro da fuori area da parte del numero 7 Minardi, che però sfortunatamente non trova lo specchio della porta. Grande occasione però. Nel frattempo sembra arrivare un altro cambio, lato sempre TF. Ad entrare è il numero 17 Rizzitano Umberto. Si riprende da una rimessa al fondo, lancio lungo a cercare i compagni in zona avanzata.
rimessa laterale battuta dalla TF, lancio lungo, viene però intercettato da Yobua, che prova subito a rilanciare la palla all'altro lato del campo. Sembrava una grande occasione, sempre tra i piedi del solito Cusimano. Punizione però per la Aurora Mazzara, disturba la costruzione dal basso Cusimano. Altro lancio, altra buonissima lettura da parte di Riggio, che capisce subito le intenzioni e disinnesca quello che poteva essere un lancio lungo molto pericoloso per la TF. Lavoro finora quasi impeccabile, quello della difesa della squadra di casa, che insieme al gol di Cusimano nella prima metà di gara sta contribuendo notevolmente alla vittoria della squadra di casa. Sempre Riggio si guadagna una punizione interessante, che permette anche di dare un po' di respiro alla squadra di casa. Nel frattempo 54esimo minuto di gioco al velodromo Paolo Borsellino, sempre 1-0 il risultato. Match sbloccato nella prima metà di gara da uno sviluppo di calcio d'angolo. A mettere la firma sul match è stato proprio Cusimano. Aspetta il via il direttore di gara, che arriva adesso per la battuta del calcio di punizione. Lancio lungo a cercare i compagni in area, prova ad agganciare Cusimano, si appoggia al compagno in area, lotta per cercarsi uno spazio per servire i compagni in mezzo, pallone che però finisce sul fondo. Riprende nel frattempo il match, attimi di tensione molto molto alta. Si parte da una rimessa laterale in favore dell'Aurora Mazzara. Lotta ancora la TF sul pallone. Aggancia il numero 4 e si appoggia su Yobua. Altro lancio lungo a servire il compagno sulla fascia destra. Il è entrato numero 17 che prova a servire i compagni in mezzo. Riprendo però leggermente male il passaggio, però un'ottima azione costruita sulla fascia destra da parte della TF. Adesso l'Aurora Mazzara prova in qualche modo a ripartire. Gioco un po' pericoloso, fallo ai danni dell'Aurora Mazzara commesso dal numero 7 Minardi. Arriva il primo cambio in casa Aurora Mazzara. Ad entrare il numero 21 Schifano Alessandro. Nel frattempo si riprenderà da una punizione in favore dell'Aurora Mazzara.
battuto a servire il numero 14 che prova il lancio in mezzo, pallone spizzato e poi allontanato da Nuzzo. Nel frattempo interrompe tutto il direttore di gara, un fallo commesso dall'Aurora Mazzara. Si ripartirà dunque da una posizione in favore dell'ATF, però grande prontezza da parte di Nuzzo, che ha subito allontanato come poteva il pericolo. Battuta nel frattempo la punizione a cercare i compagni in zona avanzata, ci riesce l'ATF, sbagliato però a calibrare il passaggio il numero 8 Arini, servito il numero 17 che prova a appoggiarsi ai compagni in mezzo, che però non riescono a farsi strada tra la difesa dell'Aurora Mazzara, che sa di non potersi più concedere errori. Nel frattempo arriva un altro cambio lato TF, entra il numero 20 Turturici Edoardo. Mentre entra il numero 23 Scavone Federico per l'Aurora Mazzara. Si riparte da una punizione in favore dell'Aurora Mazzara, subito battuta corta. Chiede di ribattere il direttore di gara, che non aveva dato il via. Via che arriva in questo momento, battuto nuovamente la punizione. Era però imprecisa, lancio lungo a cercare il neoentrato Turturici, ancora però possesso TF che prova a costruire qualcosa sulla faccia sinistra, viene allontanato, spedito, viene rimessa laterale. Si riprende da una rimessa laterale in favore dell'ATF, subito battuta a cercare i compagni in profondità. Attenzione a un pallone molto interessante per l'ATF che sfiora il raddoppio. Grande occasione per la squadra di casa. Si guadagna un preziosissimo calcio d'angolo la squadra di casa. Alla battuta il numero 13 Pecoraro, che batte a cercare i compagni in mezzo. Pallone che viene rispedito, viene afferrato in tuffo da Iemmali. Grandi occasioni per l'ATF in questi ultimi secondi di gara. Nel frattempo prova a ripartire, iniziano a scaldarsi notevolmente gli animi. Fallo commesso da parte del numero 8, inizia interamente ad assumere un tono poco carino, diciamo, il match in generale.
comprensibile l'agonismo. Lancia lungo il numero 2 dell'Aurora Mazzara a cercare i compagni in profondità. Ha agganciato il pallone, ha tentato un altro lancio lungo, completamente però fuori misura. Viene accompagnato fuori da Nuzzo, che con estrema tranquillità va a recuperare il pallone e gioca un pochettino con il cronometro, come è comprensibile che sia. Nel frattempo quasi 64esimo minuto di gioco al velodromo Paolo Borsellino, sempre 1-0 il risultato in favore dell'ATF. Altro lancio lungo da parte della squadra di casa, però stavolta agganciato da parte dell'Aurora Mazzara, ma subito ci mette una pezza la difesa dell'ATF. Altro lancio lungo che può rivelarsi pericoloso. Ancora Aurora Mazzara, allontana però la difesa dell'ATF. Ancora lotta di possesso tra le due squadre. Punizione in favore dell'Aurora Mazzara, intervento un po' troppo ruvido da parte dei giocatori dell'ATF. Rimane a terra uno dei giocatori della TF, costretto a chiamare l'intervento degli assistenti, il direttore di gara. Punizione in una posizione molto interessante per l'Aurora Mazzara. Si aspetta il via del direttore di gara per battere questo interessantissimo calcio piazzato. Grande occasione per l'Aurora Mazzara per riportare in parità il match. Contro la TF deve mostrarsi pronta anche in questo caso. Arriva il via e arriva la battuta, pallone calciato in mezzo, allontanato dal numero 20, ma ancora pallone dentro e grandissimo rischio per la TF. Uno dei giocatori dell'Aurora Mazzara che aveva spizzato il pallone non trovando però lo specchio della porta, rimane a terra uno dei giocatori della squadra ospite, tenendosi il volto, sembra aver ricevuto una botta. Continua a scorrere il cronometro nel frattempo, quasi 67esimo minuto di gioco. Arriva un altro cambio nel frattempo in casa TF. Sta per entrare il numero 19 Frisco Gabriele. Inizia ad aumentare notevolmente la tensione anche nelle rispettive panchine delle due squadre. Nel frattempo entra ufficialmente il numero 19 Frisco Gabriele. Si dispone nella parte sinistra del campo. Prova a farsi spazio l'Aurora Mazzara in questi ultimi minuti di gioco.
Si avventa sul pallone Yobua, prova ad allontanare in qualche modo, pallone però recuperato in primis dall'Aurora Mazzara, adesso di nuovo tra i piedi dell'ATF che può provare una delle ultime ripartenze. Ancora TF sulla fascia sinistra, prova a farsi strada, pallone che viene allontanato in rimessa laterale. Manca poco più di un minuto al termine dei minuti regolamentari del match. Adesso staremo a vedere quanto sarà il recupero affidato all'arbitro. Nel frattempo altra grande occasione da parte dell'ATF che lancia lungo verso il numero 13 che lotta sulla bandierina, che viene circondato da due uomini dell'Aurora Mazzara in maniera fallosa e si guadagna un preziosissimo calcio di punizione. Il numero 13 Pecoraro alla battuta il numero 17 Rizzitano. Non molla un centimetro la TF fino all'ultimo minuto di gioco. Aspetta il via del direttore di gara per battere il calcio piazzato. Via che arriva adesso. Rizzitano spedisce il pallone dall'altro lato del campo. Non ci arriva sfortunatamente nessuno. Invece sì, c'era arrivato il numero 20 Turturici. Ribattuto velocemente il pallone, prova però a recuperare la TF. Primo forse cartellino giallo del match, l'arbitro sembrava starlo per estrarre, invece si limita evidentemente a una munizione solo verbale per il giocatore dell'Aurora Mazzara, ma nel frattempo grandissima occasione per la TF con una punizione sicuramente interessante. Nel frattempo 7 i minuti di recupero, un numero abbastanza importante per una gara che effettivamente ha avuto diverse interruzioni. Sicuramente però non una buonissima notizia per la TF, che sperava di andare in spogliatoio il prima possibile. Nel frattempo dà il via il direttore di gara, punizione battuta e costretto ad intervenire in tuffo il portiere della squadra ospite. Match dagli ultimi minuti di assoluto fuoco qui al velodromo Paolo Borsellino, risultato che ancora rimane sull'1-0. Adesso ci sarà un altro calcio d'angolo in favore dell'ATF. Calcio d'angolo battuto, occasione di ripartire per l'Aurora Mazzara, che prova in qualche modo a farsi spazio, ma niente da fare. La TF riesce anche stavolta a sedare il tentativo di ripartenza da parte della squadra ospite. Nel frattempo lotta di possesso tra le due squadre a centrocampo, sembra avere la meglio la TF che prova a lanciare il numero 20 che per adesso prova a farsi strada sulla corsia di sinistra, che viene bloccato in maniera secondo l'arbitro regolare. Nel frattempo 72esimo minuto di gioco, se ne vanno via già i primi 2 minuti di recupero del match, ne restano poco meno di altri 5. Nel tempo Yobua batte la rimessa laterale, intercettata dall'Aurora Mazzara, che può provare ancora una volta a ripartire. Hanno il tutto per tutto i giocatori della squadra ospite in questi ultimi minuti, cercando quantomeno di riacciuffare il pari, ma niente da fare anche stavolta. Recupera il pallone la TF che con Yobua prova a lanciare i compagni in zona avanzata, pallone che però viene accompagnato sul fondo.
situazione sempre più alle stelle. Sarà calcio d'angolo in favore dell'ATF. Si avvicina al punto di battuta Riggio. Solo 2 però, 3 in realtà gli uomini vicino l'area. Non sembra particolarmente interessata la TF a proporsi in avanti in questo momento, quanto a assicurarsi di mantenere in maniera anche abbastanza comprensibile il vantaggio ottenuto nella prima metà di gara. Tempo Nuzzo allontana il pericolo, più lontano possibile dalla sua porta. Continua lo scambio di possesso a centrocampo. Recupera ancora una volta la TF, che può provare ancora una volta a lanciarsi lungo sulla fascia sinistra. Prova a ritagliarsi uno spazio il numero 19, viene però bloccato dalla difesa dell'Aurora Mazzara. Messa dal fondo per la squadra ospite, che viene subito battuta. Passa molto alto il numero 20 Turturici. Nel frattempo altro pallone recuperato dalla TF. Ancora scambi di possesso tra le due squadre, ancora un'altra incursione e ancora una volta sedata dalla attenta difesa della TF, che in questi ultimi minuti di gara sta dando il tutto per cercare di mantenere la situazione di vantaggio. Cade a terra uno dei giocatori della squadra di casa, sembra anche abbastanza dolorante. Si tocca il petto, si rialza, però non sembrerebbe nulla di grave. Dà il via il direttore di gara, lanciato lungo il pallone alla ricerca dei compagni proposti in zona avanzata. Nel frattempo viene servito il numero 17 sulla fascia destra, che però rotola sul fondo. Ultimo minuto di altissima intensità qui al velodromo Paolo Borsellino, dove entrambe le squadre vogliono usare le ultime energie rimaste per cercare da un lato di mantenere, dall'altro di sovvertire il vantaggio della TF. Nel frattempo, mentre la panchina della TF invita il direttore di gara a controllare il cronometro, ancora possesso TF, che prova a costruire un'ultima manovra sulla fascia sinistra. Lotta sul pallone la TF, grande occasione sedata però dalla difesa dell'Aurora Mazzara, che prova in qualche modo a ripartire. Grande pallone intercettato ancora una volta alla squadra di casa, che prova a ripartire. Punizione guadagnata dalla TF, e con ogni probabilità dopo la battuta di questa punizione arriverà il triplice fischio da parte del direttore di gara. Arriva il via del direttore di gara, battuto il calcio di punizione, allontanato di testa e poi
Arriva il triplice fischio e arriva la vittoria per l'ATF con il risultato di 1-0. L'ATF si aggiudica il match della nona giornata del campionato Under 15 Elite e il gol di Cusimano che assicura i 3 punti alla squadra di casa, che adesso ha tutta la possibilità di poter esultare. Un match durissimo che però l'ATF è riuscita a portare a casa con grande carattere sicuramente.